Introduce l'IMU, allora si danneggia il ceto medio, ammesso che ci sia ancora, cioè si danneggiano quasi tutti gli italiani. Gelmini, guardi, noi abbiamo in collegamento un sindaco che non ci sta, Andrea Ruggeri. Va bene? Che non ci sta. Sì, Andrea Nicola, Ruggeri. buonasera da Casale di Scodosia, in provincia di Padova. Le tue parole chiavi della puntata di questa sera, naufragi, morti, tasse, riecheggiano anche in questa piazza che vedi affollatissima. Il richiamo è costituito da questo signore che è al mio fianco, il sindaco che tu prima evocavi. Questo signore, che è un sindaco del Popolo della Libertà, Renato Modenese, ha detto stop, fine, io non vesto più i miei cittadini e gli imprenditori che popolano il comune che amministro, basta tasse, non se ne può più. Sentiamolo. Buonasera Renato Modenese. Sentiamolo. Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Vorrei innanzitutto inquadrare il comune di Casale di Scodosia. È un comune al di sotto dei 5.000 abitanti, quindi un comune che fino al 2012 non era soggetto al vincolo del patto di stabilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i comuni virtuosi, io non voglio portare la bandiera di chi è stato in grado di fare degli avanzi di amministrazione, però i comuni virtuosi che ogni anno hanno accumulato dei risparmi, fino al 2012, quando erano sotto i 5.000 abitanti, potevano utilizzare una parte di questo avanzo. Potevano utilizzarlo per coprire le spese correnti, una parte ovviamente, non tutte, una parte una tantum, però avevano questa possibilità. Sindaco, scusi se la interrompo, veniamo alla situazione di fatto che al momento l'ha costretta a un gesto clamoroso, illustriamolo e illustriamo le ragioni anche di competenza, di cassa, perché lei i soldi per portare avanti la baracca li avrebbe anche, senza dover alzare le aliquote dell'IMU che tanto pesano per esempio sugli imprenditori che producono mobili in zona. Allora, lei si è dimesso qualche giorno fa, il perché e anche il perché economico di questo gesto? Certo. Proprio perché sapevamo che la situazione locale è una situazione molto difficile, drammatica in certi versi. Cosa abbiamo fatto? Già dal 2011-2012 noi abbiamo cercato di fare tagli alla spesa. Qui ci sono degli esempi eclatanti, abbiamo una fontana per esempio, sono 5 anni che è spenta, ci vogliono 30.000 euro per metterla a posto, abbiamo deciso di non sistemarla perché è una spesa che non serve. Abbiamo l'orologio che ha bisogno di essere sistemato, ci vogliono 2-3.000 euro, abbiamo deciso di non spendere. Abbiamo accumulato nel 2012 un avanzo di oltre 500.000 euro. Ma allora se la situazione è così rosea, diciamo economicamente, lei i soldi in cassa li ha, perché si dimette? I soldi in cassa li abbiamo, ma non possiamo assolutamente utilizzarli perché dal 2013 anche i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti rientrano nel vincolo del patto di stabilità. E allora lei potrebbe comunque alzare le aliquote dell'IMU, potrebbe aumentare la tariffa sui rifiuti, potrebbe aumentare l'aliquota sull'addizionale IRPEF comunale. No, il problema è che bisogna aumentare tutto e se volete che vi dica quali sono le percentuali di aumento, sono queste. TARES. Innanzitutto lo Stato pretende da tutti 0,30 centesimi metro quadro. Inoltre c'è l'aumento dovuto all'asporto rifiuti, l'aumento dello smaltimento, complessivamente calcoli alla mano, a una famiglia, a un'impresa, vuol dire un aumento dal 2012 che oscilla dal 15 al 25% solo di TARES. Va bene, Siamo costretti a aumentare la... Andrea, è chiarissimo, abbiamo capito molto semplice le questioni che sono poste. Abbiamo i soldi in cassa, non rimettiamo a posto la fontana, non rimettiamo a posto l'orologio, che sono cose di serietà, Crocetta, perché tutti vorrebbero avere la fontana e l'orologio nel piccolo comune. No, io trovo assurdo questo. Trovo assurdo, Crocetta, ma così non ha aumentato l'IMU. Crocetta. Sì, lo so. Ci sono tanti risparmi che si possono fare nella spesa pubblica. Parli con il sindaco, parli col sindaco. Lasci perdere il sindaco perché bisognerebbe andare concretamente il bilancio di quel comune. Però io guarda, in Sicilia noi abbiamo fatto 2,5 miliardi di risparmio, mica abbiamo spento le fontane. Forse non erano sufficienti. No, voglio dire, 2,5 miliardi di euro. Abbiamo risparmiato sulla spesa pubblica in Sicilia. Abbiamo cominciato a tagliare gli sprechi e i privilegi. Sì.
Io da questo punto di vista io condivido molto il ragionamento anche che faceva la Gelmini quando dice noi dobbiamo cominciare a tagliare una serie di cose. Però in Italia si sono fatti veramente i tagli. Quando si è pensato ai tagli, si è pensato che cosa? Alla spesa sociale, ma mai si è pensato quante agenzie ci stanno nei cimiteri e nei ministeri che non servono assolutamente a nulla, per esempio. Le abbiamo tagliate in questi anni. Voglio dire che la situazione del sindaco di Casale purtroppo è molto comune. Io sento tanti sindaci della Lombardia, del territorio che più conosco, ma anche del nord, che si lamentano per i vincoli del patto di stabilità. Certo, e ma non saranno i 2.000 euro dell'orologio, però. Ma si inizia da quelli, Crocetta. Io non entro nel merito delle singole spese. Le assicuro che non è quello, i 2.000 Sindaco, euro. che dice? Però... Sindaco, che dice? Fatemelo sentire. È solo il problema dell'orologio. Qui dobbiamo tagliare tutto per poter far quadrare i bilanci, dobbiamo spegnere l'illuminazione pubblica, dobbiamo non dare più i servizi ai cittadini, dobbiamo eliminare certe spese. E allora noi avevamo messo da parte questo per dare ancora un servizio al cittadino senza dover aumentare l'aliquota dell'IMU e senza aumentare le tasse. Invece che cosa ci troviamo di fronte? A uno Stato che sta trasferendo le responsabilità di politica economica e finanziaria, addossando ai comuni l'onere di calcare la mano sui cittadini. Quando non può partire l'orologio a torto, scusi. Ma come c'ha torto? Sì, perché non mi dica che sono i 2.000 euro dell'orologio. Può darsi che magari il sindaco non ci ha pensato a aggiustare l'orologio. Una cosa di inefficienza la fa diventare magari virtù. Il punto è un altro, però. Il punto è che oggi il vincolo del patto di stabilità incide allo stesso modo sui comuni virtuosi e sui comuni che virtuosi non sono. È una battaglia dell'ANCE ed è una battaglia che abbiamo fatto anche noi, ma senza ancora essere riusciti a... Guardate quest'altra Ruggeri, sei ancora in collegamento con noi, col sindaco? Sì, ancora sì Nicola, e molto velocemente. Intanto la premessa per Crocetta, l'esempio della Fontana era ovviamente per dire quanto sia stata tagliata all'osso la spesa pubblica, e il sindaco voglio sapere da lui se le sue dimissioni sono definitive oppure no. Ho 20 giorni di tempo per decidere, però io vorrei dire che qui si è banalizzato un po' troppo. Qui il problema è veramente serio, perché non è questione di spegnere la fontana, qui è questione di non dare più servizi ai cittadini, quali la mensa agli studenti, quali il trasporto pubblico e quant'altro. Questo è il vero problema. Allora i miei cittadini stanno facendo già dei grandissimi sforzi, perché le imprese stanno chiudendo, è una realtà economica in declino, in forte declino. Aumentare l'IMU vuol dire penalizzare ulteriormente le nostre imprese locali, che soffrono notevolmente da anni. A riprova di quanto sta dicendo il sindaco, accanto a lui c'è un imprenditore, Nicola. Andrea aveva un'azienda che produceva mobili, un'eccellenza del comune di Casale, un'azienda però che è stata chiusa. Sì. Ha anche una società immobiliare, quella in grande difficoltà, perché tu mi parlavi di differenze tra ICI, IMU e peso delle tasse. L'ICI, diciamo, l'azienda che produceva mobili è stata chiusa nel 2005. Dal 2005 abbiamo comunque sempre pagato l'ICI sugli immobili che sono chiusi e vuoti. Nel 2012 l'ICI è diventata IMU, quindi da 5.000 euro siamo passati a 10.000 euro di cambiale che ogni anno versiamo allo Stato. Grazie al sindaco probabilmente non dovremmo aumentare ancora questa cambiale. Per quanto riguarda invece l'attività immobiliare, anche quella nel 2007-2008 si è bloccata completamente. Gli immobili che ci sono rimasti come magazzino di merce invenduta sono valutati dallo Stato come fossero ville al mare. Cioè voi pagate l'IMU anche su quelli? Noi paghiamo l'IMU anche sugli appartamenti finiti ed invenduti. È come se la Fiat Marchionne a fine anno sugli automezzi che non ha venduto dovesse pagare il bollo e la tassa di circolazione. Nicola, qui la piazza è molto molto civile, però a differenza di quello che vedi qui stasera, dopo parecchi anni inizia a sentirsi ispirare un vento di indipendentismo. Qui con me c'è l'avvocato Morosin che voleva dire una battuta a riguardo, perché appoggiato da 109 comuni della zona e 3 province, quella di Padova e quella di Venezia, sta spingendo per ottenere un referendum consultivo affinché il Veneto possa diventare indipendente. Era tempo che non si sentiva questa retorica. Sì, non è che stiamo spingendo, abbiamo compiuto atti concreti, importanti, formali, abbiamo presentato in Regione Veneto una proposta di legge che è in discussione, che ha come obiettivo l'indizione di un referendum sulla base di una norma sovranazionale
del diritto naturale che chiede di interrogare i veneti sulla volontà di diventare indipendenti. Il quesito è perché? Perché vi è una situazione, ormai lo Stato ci ha abbandonato, lo Stato non ci rappresenta più, lo Stato non c'è più amico e noi non vogliamo più appartenere a queste istituzioni che ormai sono degradate, fallite, familiste, che hanno fagocitato le stesse leggi che dovrebbero difenderci. Grazie Nicola. Grazie Andrea. Il quesito saluta che abbiamo posto è molto chiaro quello che dice.